l'assessore a Montebelluna Tiziana Favero dopo il post sugli spari leghisti. Alla Zanzara la donna spiega era una battuta ma rincara la dose, vivo in una città irrespirabile tra razzismo e ignoranza. L'annuncio di Electrolux su Segana, piano da 130 milioni per una completa ristrutturazione della fabbrica che sarà automatizzata ma secondo i vertici non inciderà sui posti di lavoro. TAV terreno di crisi di governo, dagli industriali e dal governatore del Veneto un nuovo appello a risolvere il braccio di ferro a favore dei cantieri, intanto le imprese di Treviso e Padova lanciano un progetto per censire i capannoni. Incidente questa mattina a Castelfranco, vittima una studentessa di 15 anni investita da un'auto e ricoverata in gravissime condizioni. Rinviata a giudizio a Treviso una professoressa accusata di aver preso di mira una sua studentessa arrivando a seguirla e pedinarla. Nel giorno della festa della donna l'annuncio di un nuovo bando regionale per sostenere le aziende con maggioranza di quote rosa nel territorio. Presentata questa mattina a Casugana la sesta edizione del concorso Ama il tuo quartiere, rivolto ai bambini delle scuole elementari di Treviso. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque in primo piano la nuova bufera che si è scatenata sull'ex assessore PD di Montebelluna Tiziana Favero dopo il post sugli spari ai leghisti. Intervenuta alla trasmissione radiofonica La Zanzara, la donna spiega era una battuta ma poi rincara la dose e dice vivo in una città irrespirabile tra razzismo e ignoranza. Io vivo in Veneto. Sì. Ok, a Montebelluna, sì, in provincia di Treviso, sì, dove i leghisti sono praticamente al 90% degli elettori. Addirittura. E l'aria, cioè, per me l'aria è irrespirabile, vivere qui tra razzismo, insomma, una certa ignoranza anche molto, molto grassa, poi quando dici queste cose qua li offendi. Dal leghisti vi spara a vista alla Montebelluna carica di razzisti e ignoranti. Dalla post di Facebook alle parole in radio Tiziana Favero non fa marcia indietro e sceglie involontariamente o meno di restare nell'occhio del ciclone. Ex assessore della giunta Puppato, candidata a sindaco alle ultime elezioni, in consiglio comunale con la lista di centro-sinistra Alternativa Giusta, che nel frattempo prende le distanze dalle sue dichiarazioni. Prima quel post che scatena la rete. Leghisti, rischiate pure che vi sparo a vista, riferito alla legittima difesa. Poi, poche ore dopo, contattata dalla trasmissione di Radio 24 La Zanzara, non arretra, anzi rincara la dose. In Veneto, nella Marca e a Montebelluna, area irrespirabile per razzismo e ignoranza. La conferma che il post incriminato è stato tolto soltanto per un motivo, non per averci ripensato. Perché l'ha cancellata allora? Se era una battuta sulle donne? Non l'ho cancellata, l'ho oscurata perché mi arrivavano 3.000 richieste di amicizia, non capivo perché, ho capito che erano tutti i leghisti che volevano venire da me per rompermi l'ho tolta per non avere noia. Più o meno quello che ci scrive quando le chiediamo se vuole chiarire oggi, a mente fredda. Non ho cambiato la mia opinione, scrive, se a qualcuno ha dato fastidio è esclusivamente specchio del loro linguaggio. Magari capiscono quanto sia odioso leggere la violenza verbale che da anni la Lega usa. Adesso tutti si stanno scatenando per questa frase che io ho scritto, come dire, bene leghisti del perché tanto lo sanno, cioè io non ho mai fatto mistero che non amo i leghisti. Vabbè, però leghisti del c***o, perché lei pensa che tutti i leghisti siano leghisti del c***o, non ho capito. Cioè che tutti i leghisti non siano... mi interessa quello che siano, quello che sono, insomma, per me sono... Sì, esattamente. E quindi basta, tutto qua. Io ho scritto, ma era una battuta, io non sono una che si perde a scrivere sulle bacheche o che guarda queste cose. Io l'ho scritta, cioè secondo lei, scusi, facendo una battuta ironica. Intanto a Montebelluna, dipinta come esempio di un Veneto becero e razzista, non c'è nessuno disposto a giustificare il post di Tiziana Favero. Mi chiedo che cosa possano pensare oggi i cittadini montebellunesi che vengono descritti nel loro insieme come persone ignoranti e razziste. Io credo che sia vero esattamente il contrario. Montebelluna è una città civilissima che ha saputo integrare ottimamente anche i lavoratori stranieri e le loro famiglie. A sentirsi colpita non è oggi solo la Lega, ma un'intera comunità, secondo il sindaco di Montebelluna Marzio Favero. I cittadini non ritengono affatto di vivere nel contesto gretto dipinto dall'ex amministratrice comunale. Penso che non sia proprio così. Oddio, siamo un po' stanchi di tutta questa gente che arriva e va e viene, però Montebelluna non mi sembra proprio razzista così. Anzi, direi che si vive bene qui, tranquillo, gente
che lavoro. Siamo qua di 17 anni, noi siamo contenti. È lecito commettere un errore, anche fare un'affermazione che va oltre le righe, ma poi insistere, non tornare indietro, non chiedere scusa, no, questo non va bene. Pensa ci saranno conseguenze? Le conseguenze ci sono già state, credo 3 anni fa con le elezioni, quando ha perso. Avrebbe dovuto interrogarsi sulle ragioni di una sconfitta memorabile. Il livello del dibattito politico in questo modo viene veramente a precipitare e quindi sarebbe opportuno magari evitare di offendere i leghisti, come noi leghisti, noi del gruppo consigliare non ci permettiamo di offendere nessuno, più che fastidio, arrabbiatura, crea una sorta di dispiacere. Tanto più sottolinea Bordin che la riforma della legittima difesa non autorizza affatto il Far West, si dissocia dal post e lo stigmatizza l'ex sindaco Laura Puppato, che ha lavorato fianco a fianco in amministrazione con Tiziana Favero. Sottolinea che non è un'iscritta al Partito Democratico e si augura che comprenda di aver esagerato. Scrivere un post in tutto e per tutto assimilabile ai peggiori fascisti solo dalla parte opposta credo che non convenga assolutamente al centro-sinistra, e quindi se lei voleva fare opera di persuasione credo abbia fallito. Spero che chieda scusa, perché comunque quando si sbaglia è opportuno chiedere scusa. L'economia adesso con l'annuncio di Electrolux a Susegana, piano da 130 milioni per una completa ristrutturazione della fabbrica che sarà automatizzata, ma secondo i vertici questo non inciderà sui posti di lavoro. Stabilimento di Susegana, Electrolux ha annunciato da qui al 2022 investimenti per 130 milioni di euro, con una radicale ristrutturazione della fabbrica che sarà completamente automatizzata. L'annuncio nel corso di un vertice al Ministero dello Sviluppo Economico, una digitalizzazione spinta della produzione che non dovrebbe avere ricadute sull'occupazione, secondo i vertici del gruppo, novità accolte con favore dai sindacati, come conferma lo storico rappresentante FIOM Augustin Breda. Ovviamente quando si parla di investimenti di questa portata, 130 milioni di euro in 3 anni è una notizia buona. Poi dovremo capirne gli effetti occupazionali, organizzativi, digitali e tutto quello che ne consegue, compreso come questi lavoratori matureranno le competenze per lavorare in una fabbrica così altamente automatizzata, e sarà materia di trattativa e di confronto, di inizio di un confronto dal 26 marzo in poi. Automazione spesso significa riduzione dei posti di lavoro. Il gruppo svedese ha inoltre già fatto sapere di dover recuperare rapidamente gli investimenti fatti. Il punto di domanda rimane. L'azienda ha cercato di rassicurare in tal senso che non ci saranno particolari numeri di esuberi alla fine, però alla domanda precisa di quanta gente avrebbe lavorato nella nuova fabbrica la risposta non c'è stata. A livello occupazionale i principali problemi permangono in realtà a Porcie e Solaro, qui gli esuberi sono ancora 150. A Susegana, da dove tra il 2014 e il 2018 se ne sono andati con i vari strumenti messi in campo 208 lavoratori, si guarda all'annuncio dei nuovi investimenti come a una garanzia a lungo termine di sopravvivenza dello stabilimento messo in discussione solo pochi anni fa. Le produzioni dovrebbero essere mantenute, si stima, per almeno 20 anni in Veneto. Sarà uno dei stabilimenti più moderni, più innovativi per la produzione di frigoriferi che c'è nel mondo. E adesso la TAV che sta mettendo in crisi il governo. Oggi è stata chiara la posizione degli industriali di Padova e Treviso sulla prosecuzione dei cantieri per l'alta velocità. Anche dagli industriali del Veneto si leva forte la voce perché non si fermi la TAV. Semplice quanto chiara la posizione espressa oggi dalla presidente vicaria di Un'Industria Veneto Centro. Gli investimenti comunque si fanno su un medio-lungo termine, perciò se sono stati cantierati effettivamente vanno avanti, noi non fermiamo, non siamo quelli. Una posizione critica su un tema di rottura come un governo che secondo la presidente vicaria manca in genere di visione a lungo termine. Oggi assistiamo più a uno scambio, cioè io ti do questo, tu mi dai quest'altro, ma il progetto che noi abbiamo lanciato oggi che valenza ha? Quello di avere un orizzonte temporale e di avere una visione, cosa che noi oggi non vediamo nel nostro Paese. Il progetto in questione invece vuole impostare il Veneto dei prossimi 20 anni, partendo dalla crisi del 2008, che ha chiuso aziende e svuotato capannoni. Il Veneto è dopo la Lombardia la regione più cementizzata d'Italia, 92.000 capannoni, di cui il 35%, ovvero 32.000, solo tra Padova e Treviso, uno ogni 35 abitanti.
Di questi almeno 11.000 sono chiusi o inutilizzabili, con pericolo che vengano riempiti illegalmente, come è già capitato, di rifiuti tossici. Per questo è stato sottoscritto da Associazione Pubbliche Amministrazioni l'iniziativa per censire ogni struttura industriale presente nelle 2 province. Verranno rilevati luogo, età e servizi collegati, quale riconversione sia possibile per un capannone o addirittura se un'intera area industriale abbia ancora un senso di esistere. E tutto questo attraverso la raccolta dati da diverse fonti, tutti con un unico archivio. Questo grande database che permetterà a tutti di avere dati omogenei e perciò sia le amministrazioni pubbliche in generale sia gli imprenditori. Questi dati omogenei ci permetteranno poi di pianificare tutti insieme, ognuno col proprio ruolo ovviamente, quello che è il domani, il futuro del nostro territorio. La cronaca adesso con l'incidente accaduto questa mattina a Castelfranco, vittima una studentessa di 15 anni investita da un'auto, ora è ricoverata in gravissime condizioni. Sono ore d'angoscia per i familiari di una ragazzina di 15 anni di origini straniere investita stamane da un'auto a Salvarosa di Castelfranco in via Sile, di fronte all'asilo. La studentessa intorno alle 6:50 si stava recando a scuola quando, per cause che dovranno ora essere chiarite dalla polizia stradale intervenuta per i rilievi, è stata travolta da una vettura. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM che hanno trasportato la ragazzina all'ospedale di Castelfranco. Al momento le sue condizioni sono giudicate gravi ed è ricoverata nel reparto di rianimazione. Sarebbe stata perseguitata per anni dalla professoressa delle medie. Questa è l'accusa che una studentessa trevigiana ha rivolta alla sua ex professoressa, che ora andrà a processo. Rinvio a giudizio per una cinquantenne accusata di stalking da una sua ex allieva. Secondo quanto ricostruito dalla studentessa all'epoca dei primi episodi minorenne, il tutto sarebbe iniziato tra i banchi delle medie. Secondo l'ipotesi accusatoria, questa professoressa già durante l'attività didattica aveva in qualche modo preso di mira questa ragazza. Dei trattamenti a volte di favore, a volte di disfavore nella valutazione, nell'approccio didattico, dei riferimenti alla sua vita personale, al suo carattere, ma delle frecciatine, dei riferimenti che non erano usuali per questa professoressa nei confronti degli altri compagni di classe. Comportamenti che, spiega l'avvocato della ragazza, avevano messo in grande difficoltà la studentessa. La quale poi ha lasciato la scuola, pare proprio a causa di questi comportamenti, ma questo non ha impedito a questa insegnante poi di continuare a seguirla, pedinarla, farsi trovare in luoghi dove la ragazza transitava per andare a scuola, per andare a svolgere le sue attività, diciamo, quotidiane, ma con delle modalità che non erano casuali, che non lasciavano pensare a degli incontri casuali, ma ad una vera e propria condotta di tipo persecutorio. Atteggiamenti che, stando a quanto riferito dalla ragazza, sarebbero proseguiti anche negli anni delle superiori e dell'università. L'ultimo episodio è di qualche mese fa, un episodio abbastanza significativo dove c'è stato un incontro che è assolutamente privo di ogni carattere di casualità. Proprio il comportamento complessivo lasciava veramente intendere come questa insegnante avesse di mira di incontrare la ragazza, ma più che di incontrare, di farsi vedere dalla ragazza, perché non è che tentava un qualche approccio, un dialogo, si limitava a fissarla, magari con espressioni beffarde o intimidatorie. Episodi che, sottolinea il legale, hanno creato un forte stress nella giovane. Non dimentichiamolo, queste condotte vengono da una figura di riferimento che si presume sia una persona che contribuisce a formare la personalità dei ragazzi e invece ha proprio creato una situazione di stress e di grosso disagio psichico. È stata costretta anche a rivolgersi a degli specialisti. Ieri l'udienza preliminare con la professoressa rinviata a giudizio. La donna, che respinge ogni accusa, andrà a processo, prima udienza nel marzo del prossimo anno. Proprio per la peculiarità del fatto, queste condotte richiederanno un approfondimento, un'adeguata verifica in sede dibattimentale, ma siamo preparati a portare le prove di quanto sostiene la ragazza. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Migliore.
Di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Oggi 8 marzo, festa della donna, una data nella quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato nella seduta odierna un bando per promuovere l'eccellenza in rosa nel fare impresa. La Giunta ha stanziato 3 milioni di euro a fondo perduto per finanziare progetti di sviluppo da parte di aziende che abbiano per il 51% del loro assetto societario quote a rosa. Le domande dovranno essere presentate dalle 10 del 10 aprile alle 18 del 18 aprile. E in questo 8 marzo siamo andati a vedere se e come questa festa delle donne sia ancora sentita nel 2019. 8 marzo, festa delle donne, ma ha ancora un senso? Stando alla prima risposta raccolta oggi pare proprio di no. Secondo me no, perché finché Coppa Donne è che noi si viene rispettare sotto tutti gli aspetti, sotto tanti aspetti, non sotto tutti. No, non ha senso. Perché il tema della violenza polarizza il pensiero di quest'anno. Si sente in televisione tanta violenza sulle donne e quindi bisogna che qualcuno prenda provvedimenti. Solo violenza o anche, ad esempio, non so, un diverso modo di pensare alle donne, ad esempio sotto il profilo economico? I dati dicono che le donne prendono mediamente meno degli uomini. Beh, anche quello sarebbe giusto che sia al pari degli uomini. Altro aspetto che rende importante questa giornata. Poi emancipate in alcuni casi no, come per il fatto sul lavoro. Diciamo che gli uomini prendono uno stipendio magari molto più alto di alcune donne anche se fanno lo stesso lavoro. Insomma l'8 marzo serve per migliorare le condizioni ancora. Si spera. Quello che invece gli uomini non dicono è che nel tempo confondono, forse anche volutamente, la condivisione nelle rivendicazioni con la galanteria. Bisogna avere un po' più rispetto per le donne. Non è che noi uomini confondiamo l'8 marzo con San Valentino? Non ho idea. Non ho proprio idea. E l'esempio classico passa da lì a poco. Questa è per una donna, è una amica di famiglia e volevo fare una sorpresa, allora non so se adesso è a casa, vediamo. Poi c'è chi si allarga. È giusto ricordarlo, però la donna secondo me è da festeggiare tutto l'anno. Per fortuna le donne, come dire, hanno pazienza. Non è tutti così. Secondo lei che cos'è che manca ancora alle donne? Manca tanto. Ma non le mimose in questo giorno, almeno stando alla fila dalla fioraia. Sai che parlo? Stamattina ho venduto una mimosa e è venuto un signore. Trova questa che sua signora merita. E 100 anni che si conoscevano. Di più anche. Comunque è stata una grande soddisfazione oggi. Speriamo per tutte le donne, anche per quelle che la mimosa non l'hanno ricevuta, per dimenticanza, ma anche per scelta. Ma e poi le donne ci tengono alla mimosa? Ma mi aveva detto un signore prima, la porto perché va bene così, però mia signora dice, perché ti spendi soldi? Va bene lo stesso, gli ho detto io, e mi ha tolti per fare. Senta, ma gliel'hanno regalata lei la mimosa? Bacini e basta. Intanto a Pederobba si è festeggiato l'8 marzo con un'inaugurazione particolare pensando innanzitutto alla salute delle donne. Il regalo alle donne nel comprensorio montebellunese è il nuovo ambulatorio senologico e dermatologico ricavato nella sede del distretto sanitario all'ex ospedale di Pederobba e affidato alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Inaugurazione carica di significato in questa giornata. Sicuramente è un ulteriore passo per far capire alla gente e avvicinarci soprattutto alla gente a fare prevenzione. Alle donne diciamo intanto di non aver timore. Ma la donna è già brava perché fa la sua prevenzione. Semmai, se mi permette, anche se oggi è la giornata della donna, farei un appello agli uomini di essere altrettanto attivi e altrettanto responsabili quanto sono le loro compagne. Gli uomini sono forse un pochino più restii, un po' più timorosi, quindi è bene che anche l'altra metà faccia la sua parte e si faccia avanti con coraggio. È un servizio che viene offerto ai cittadini grazie al grande valore del volontariato che in questo territorio è straordinariamente presente. Diciamo che è una zona, la pedemontana,
che negli anni passati è stata dimezzata dal punto di vista dei servizi sociosanitari. La volontà della cittadinanza con la collaborazione delle amministrazioni ha fatto in modo che le strutture siano state rinvigorite. Servizi a cui fanno riferimento da sempre anche i cittadini della vicina Cornuda, da qui la presenza del sindaco Claudio Sartor. Oggi lo sarà ancora di più grazie a questa importante iniziativa fatta dall'amministrazione comunale di Pederobba e dalla LILT. Nel giorno delle donne mi pare una risposta positiva ai tanti problemi che riguardano anche il mondo femminile. Una buona maniera per festeggiare la festa della donna. Assolutamente sì, credo che mai come questo una festa della donna poteva essere migliore. Presentata questa mattina a Cassugana la 6ª edizione del concorso Ama il tuo quartiere, rivolta ai bambini delle scuole elementari di Treviso. Piccoli cittadini crescono, ma anche, perché no, i futuri amministratori della città. Torna per il 6º anno il concorso Ama il tuo quartiere, che per questa edizione vede coinvolti 400 alunni delle scuole elementari di San Giuseppe, San Liberale e San Bartolomeo. Ai bambini è stato chiesto di creare degli elaborati, scritti e grafici su 2 temi distinti, incentrati entrambi sui quartieri nei quali vivono. Rende partecipi proprio i ragazzini in quella che è la vita attiva, quindi di osservatori, di coloro che mostrano delle criticità, ma anche chiedono e hanno dei desideri nei confronti del loro territorio e quindi del loro quartiere, per cui li avvicinano, li rendono proprio calati a sentirsi direttamente i primi a poter essere voce che va ascoltata dall'amministrazione comunale, che poi deve rispondere per quanto fatto ai bambini, a volte molto più attenti e critici su quello che li circonda rispetto agli adulti. Loro ci portano sempre delle osservazioni, delle proposte che sono incondizionate e quindi molto pratiche, molto realistiche, che devono assolutamente essere ascoltate. Però credo che bisogna fare un passo avanti, non basta solo ascoltare i nostri giovani, ma bisogna far vedere loro che dopo l'ascolto c'è anche la realizzazione di quelli che loro portano come progetti. Quartieri che sono ritenuti centrali dall'amministrazione Conte. In soli 9 mesi abbiamo risolto una serie di problemi, spiega il sindaco. Stiamo portando degli aggiustamenti con piccoli cantieri che migliorano la qualità di vita dei nostri cittadini. L'obiettivo ora dell'associazione Ascoltare per Costruire è quello di far crescere il progetto, nato a Canizzano, coinvolgendo sempre più quartieri e scuole. I bambini diventeranno i futuri cittadini della nostra città e questo è ovviamente uno spunto attraverso il quale possono comprendere quello che li circonda, ma anche dare un contributo alla comunità. La premiazione degli elaborati sarà il 23 maggio alle piscine comunali di Santabona. Continua questo anticipo di primavera anche nelle prossime ore, sentiamo il nostro esperto. Continua la presenza di un forte anticiclone che ha garantito un anticipo di primavera avanzata con temperature veramente miti e con tempo stabile. E nelle prossime ore però questo anticiclone rimarrà abbastanza in forza in pianura e tenderà a indebolirsi sui rilievi quindi i rilievi saranno il bersaglio del passaggio di sistemi perturbati che, anche se non intensamente, apporteranno un notevole aumento della nuvolosità, qualche precipitazione anche nevosa ma al di sopra dei 2000 metri. In pianura il discorso cambia. Avremo ancora cielo in prevalenza irregolarmente nuvoloso, siamo in marzo, ma cosa intendiamo? Intendiamo intanto nelle ore notturne, nelle prime ore del mattino, delle foschie anche dense dovute a questa situazione, quindi che coprono il cielo. Però poi siamo in primavera, ormai il sole scalda e quindi velocemente la nebbia si dissolve, il cielo diventa sereno o quasi sereno, però sia sabato che per domenica potremmo avere della nuvolosità irregolare, però senza nessun effetto, questa nuvolosità che è tipica di marzo. E i venti saranno deboli con qualche rinforzo dai quadranti occidentali, quindi non venti freddi, le temperature sono al di sopra della media, ricordo le minime addirittura 6, 7, 8 gradi, quindi ben lontane dallo zero termico. Per quanto riguarda le massime, queste potranno raggiungere anche i 16, 17, forse anche 18 gradi nelle ore centrali. Vi ricordo alcuni appuntamenti con la nostra programmazione, perché questo che sta per iniziare sarà un weekend speciale con sabato sera alle 21:15, quando vi riproporremo per intero la sfida che valsa la vittoria della Coppa Italia da Treviso Basket. Poi, a grande richiesta e considerato il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano, domenica sera dalle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri al Carnevale di Marca.
Poi torna questa sera puntuale 20:10, il tema 8 marzo di festa o di lotta, ne parleremo insieme all'onorevole Angela Colmellere della Lega e a Rossella Cendron del Partito Democratico. A seguire alle 21:15 torna in prima serata la nostra trasmissione 40 che è andata a riaprire gli archivi storici della nostra emittente. Tra le immagini che vi proporremo quelle di una Vedelago magari sconosciuta ai più giovani e poi un'intervista realizzata con il grande Federico Fellini nel lontano 1981. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione rimane ben salda sul nostro paese, il weekend si aprirà dunque all'insegna del bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque salvo per locali riduzioni della visibilità sui settori costieri durante la mattinata. Il cielo invece sarà al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi circa. Nessuna novità sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà uno splendido sabato caratterizzato dal sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà al massimo con qualche nube sparsa. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime comprese invece tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.